Ma che cos'è il design? Il design vuol dire progettare qualcosa in cui viviamo, quindi il design fa parte della nostra vita. Ecco gli oggetti della quotidianità dove è la bellezza e il valore aggiunto. Un di più che fa la differenza non solo nell'economia ma soprattutto nella storia. E la marca trevigiana è ricca di questi casi, dove all'abilità del saper fare si è aggiunta l'idea di un oggetto bello da ammirare. Volete qualche esempio? Andiamo ad Asolo, dalla famiglia Brion. Televisore portatile della Brion Vega, tra l'altro il primo televisore portatile prodotto, ha una linea attualissima. Loro sono stati molto illuminati perché in effetti hanno fatto grandi fatturati ma con produzioni limitate, non hanno prodotto tantissimi oggetti, però quelli che hanno prodotto sono riconoscibili in tutto il mondo. E il televisore degli asolani Brion è uno degli oggetti della mostra Hotel Design, visitabile gratuitamente per tutta la settimana nella trevigiana Caro Began. Un'esposizione non solo di oggetti da ammirare, ma da studiare per capire come la genialità si esprime in oggetti belli, utili e sorprendenti, come per questa lampada, con la luce che arriva da dove non ti aspetti. Bellezza negli oggetti che si traduce anche in praticità, come per queste posate davvero particolari progettate da Carlo Scarpa. C'è la particolarità che la forchetta ha 5 rebbi, quindi 5 punte, e uno si domanda perché 5 punte e non 4 come in tutte le forchette o addirittura 3, perché Carlo Scarpa riteneva che con 5 rebbi lo spaghetto si potesse fare su bene, attorcigliare bene. Idee che i nostri imprenditori hanno concretizzato in oggetti che sono delle vere e proprie opere d'arte, ma anche prodotti ancora oggi richiesti dal mercato. Sono i 50 anni dello sbarco sulla Luna e dei 50 anni che il signor Giancarlo Zanatta ha inventato il moon boot. Il moon boot non è nient'altro che diciamo così, lo stivale che aveva l'astronauta. Oggetti da ammirare che portano anche a riflettere su cosa sia il miracolo del Nord-Est. E grazie a questa individualità, quindi a questi imprenditori, a questi designer che siamo conosciuti nel mondo, facciamo forse fatica a fare sistema, dovremmo cominciare a fare un po' di sistema per essere più forti e più concorrenziali rispetto alle altre nazioni.